Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Simone Baldassin. Che cazzo mi tirano i punti? Se vi sembra che oggi ho una faccia strana, non vi preoccupate, mi hanno tolto un dente, quindi ho i punti in bocca e pertanto se non si capisce un cazzo di quello che sto dicendo fatemelo sapere nei commenti, che così metto i sottotitoli. Allora, come ogni buon usufruitore di WordPress, ovviamente ho un set di plugin preferiti che utilizzo in praticamente tutti i siti web che vado a realizzare. Naturalmente questa è solo la mia opinione personale e chiunque ovviamente ha il suo setting di plugin preferiti. Quindi in questo video andiamo a vedere 5 plugin che non mancano mai all'interno delle mie strutture e che io ritengo molto validi. Ma prima di tutto iscrivetevi al canale, cliccate la campanellina, mettete il mi piace al video e lasciatemi nei commenti qualsiasi domanda vi venga in mente, che rispondo a tutti. Avete fatto? Grazie mille ragazzi. Allora, bando alle ciance. Plugin numero 1. Contact Form 7, CF7 del buon Takayuki Miyoshi, è a mio avviso il migliore plugin in assoluto per fare dei moduli di contatto all'interno dei siti WordPress. Compatibilissimo con qualsiasi altro plugin per fare il multilingua, per altre gestioni, con i plugin anti-spam, ha 1 miliardo di estensioni free che permettono di aggiungere funzionalità e altre cose che di default lui non propone, quindi assolutamente consigliato. Tra l'altro ogni volta che lo nomino CF7 mi viene in mente Ronaldo, ma Ronaldo è CR7. Vabbè, non fa testo, ci siamo capiti. Quindi CF7 è il primo plugin che vi consiglio e è assolutamente fantastico, a mio avviso, ovviamente. Secondo plugin in assoluto utilissimo è per fare il SEO e io continuo a utilizzare SEO by Yoast o SEO Yoast o Yoast SEO o come cacchio lo chiamano, che ogni tot gli cambiano il nome. So che non va più di moda tra i SEO specialist perché è uscito Rank Math, però io Rank Math per pigrizia ancora non l'ho mai nemmeno installato / provato, quindi anzi se vi va magari in uno dei prossimi video lo andiamo ad installare insieme e vediamo insieme un attimino come funziona, perché io sinceramente non ne ho la più pallida idea. Andiamo a vedere. Yoast ha pagato questa cosa di Rank Math secondo me e infatti ha avuto grossi problemi negli aggiornamenti dell'ultimo anno che gli hanno fatto perdere altri utenti che aveva, che si sono spostati verso Rank Math, e il fatto di creare degli aggiornamenti che creano problemi non aiuta gli utenti poi a rimanere, sapendo che dall'altra parte c'è un altro plugin che fa praticamente le stesse cose e a quanto pare le fa pure meglio. Terzo plugin di cui non posso veramente fare a meno, e secondo me questo non è un plugin ma è il plugin più figo del mondo, il buon Elliot Condom ci propone ACF Pro. Advanced Custom Field è un plugin fantastico che permette di creare praticamente qualsiasi cosa all'interno delle strutture di WordPress. Plugin a pagamento, in questo caso io posseggo una licenza lifetime acquistata molti anni fa. Quando c'era il Classic Editor questo plugin era la risorsa migliore per non utilizzare dei builder di terza parte e potersi costruire tutte le parti all'interno del sito che volevamo. Ora c'è Gutenberg che mi permette di fare queste cose, quindi a parte qualche stranissima eccezione, qualche rarissima eccezione, al momento ACF è comunque presente all'interno dei miei siti perché mi permette di creare con la versione Pro le theme option, le opzioni del tema, che mi permettono di offrire al mio cliente la gestione del sito con un'esperienza molto simile a quella di un tema premium a pagamento, e quindi mi risolve veramente una cosa fighissima. Elliot number one. Quarto plugin di cui non faccio praticamente mai a meno è un plugin di caching per le prestazioni. Questo plugin è stato realizzato da tale Emre Vona, leggo perché questo è l'unico che non mi ricordo, scusatemi, e il plugin in questione si chiama Fastest Cache, quindi plugin di caching che mi permette con pochissimi passaggi di andare a ottimizzare le prestazioni della cache all'interno del mio sito WordPress, creando dei file statici che girano al posto del sito. O perlomeno dovrebbe essere così, se non ricordo male. Questo è solamente ovviamente uno di tanti plugin di cache esistenti al mondo e possiamo fare tutta la cache che vogliamo, ma se poi abbiamo un server di merda ovviamente non otterremo nessun risultato. Se il sito è pesante, non è ottimizzato, insomma tante sono le procedure. Questa è semplicemente una in più che andiamo a mettere sul piatto e che aiuta a velocizzare le prestazioni. Grazie a questo plugin e a tutte le ottimizzazioni che faccio nei siti riesco ad avere dei siti che si caricano in un secondo e mezzo, e questo mi regala grandissima soddisfazione. Quinto e ultimo plugin, e qui entra in scena l'Italia. Nicola Modugno propone il bellissimo Smart Cookie Kit, plugin penso assolutamente eccezionale per il blocco preventivo, il banner, i cookie e tutto ciò che ha a che fare con la cookie law. Grandissimo Nicola, che ha creato veramente un plugin fantastico, che alcuni di questi plugin tra parentesi sono recensiti in altri video, quindi se non sapete cosa fanno, come funzionano, potete cercare nel canale e troverete anche un video dedicato a ognuno di questi. Sicuramente ne troverete uno su Smart Cookie Kit, ne troverete uno su ACF e ne troverete uno su Contact Form
7 su CF7. Grandissimo plugin che vi consiglio assolutamente perché è realmente l'unico plugin che ho trovato che fa il blocco preventivo dei cookie di terza parte e blocca tutte le cose che teoricamente vanno a violare la cookie law, ed è un plugin molto versatile perché grazie alla sua interfaccia possiamo formattarlo in tutte le salse e renderlo omogeneo con quello che è il nostro sito web. Bene ragazzi, questi sono i miei 5 plugin fondamentali, molti altri ne utilizzo quando serve, ovviamente in base al progetto che sto facendo. Ditemi nei commenti quali sono i vostri plugin preferiti, qual è la vostra opinione, segnalatemi dei plugin e se avete piacere andiamo magari nei prossimi video a vederne qualcuno insieme di quelli che avete segnalato anche voi. Martedì mi tolgono i punti, finalmente potrò tagliarmi questa barba del cazzo che mi fa sembrare un 102enne ed è veramente fastidiosa, quindi abbiate fede se sembra un cesso, non ci posso fare niente. Oddio, non è che di solito sono sta bellezza, voglio dire, però noi ci vediamo alla prossima, come sempre, see you next time.